Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, 23.03 di oggi per quanto riguarda l'ultimo appuntamento odierno dell'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con una notizia da Trieste perché dalle 20 di questa sera è in corso l'intervento all'altezza del lungo ponte di Barcola della linea ferroviaria che da Trieste centrale porta verso il bivio d'Aurisina, per caduta di grossi detriti dal soprastante ponte ferroviario. La polizia locale ha chiuso l'asse viario che permette di raggiungere Roiano e la frazione di Contovello, evitando il giro lungo Viale Miramare. Possibili rallentamenti anche ai treni in transito, da cui si sono staccati, ricordiamo, i detriti dal lungo ponte di Barcola che da Trieste porta verso il bivio d'Aurisina e da qui poi con le linee per Venezia da una parte e Udine e Gorizia dall'altra. Infortunio sul lavoro, rimaniamo nel capoluogo questa mattina per un uomo di 71 anni che è stato trasportato a Catinara in gravi condizioni dopo essere caduto dalla scala mentre stava sistemando un condizionatore sul soffitto all'interno di un negozio in via Ghega in centro città. L'uomo cadendo ha sbattuto violentemente la testa sul pavimento. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche la polizia locale insieme agli ispettori dell'azienda sanitaria. La scala è stata sequestrata e attualmente sono in corso le indagini per accertare la dinamica dei fatti. Cambiamo argomento, parliamo di un incidente della strada accaduto nel tardo pomeriggio perché versa in gravi condizioni un ragazzo di 20 anni di Pocenia che questo pomeriggio ha perso il controllo del suo scooter lungo la strada statale 14 ed è rovinato sull'asfalto. Soccorso dall'equipaggio dell'ambulanza, è stato trasportato alla Tisana. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti di legge, la polizia locale del corpo intercomunale della Riviera della Bassa Friulana e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. Adesso ci trasferiamo a Gorizia per il recupero di un ragazzo, un incidente che è accaduto nel pomeriggio, ne abbiamo accennato nel corso della serata perché alle 17.30 i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia sono intervenuti con la squadra e il funzionario di guardia in supporto al personale del 118 per un soccorso a persona nel parco di Piuma presso l'Argine dell'Isonzo. I vigili del fuoco intervenuti hanno supportato il personale sanitario a stabilizzare e imbarellare un ragazzo che si era infortunato cadendo sull'argine del fiume. Successivamente hanno collaborato con i sanitari per il trasporto dello stesso fino alla strada dove era in attesa l'ambulanza, da qui il ricovero all'ospedale. Per fortuna chiaramente per lui forti traumi ma fuori pericolo di vita.
Andiamo adesso a Trieste, sempre con i Vigili del Fuoco, perché c'è stato un altro intervento nel pomeriggio, alle 15 per la precisione. Il personale del nucleo soccorso subacqueo acquatico dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, con sede presso il Porto Vecchio di Trieste, è intervenuto in supporto al personale sanitario per il soccorso di un uomo infortunatosi in Costa dei Barbari, in comune di Duino Aurisina. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono recati con la motobarca in dotazione presso il porticciolo di Grignano, dove hanno imbarcato il personale sanitario per poi raggiungere il luogo del sinistro. Arrivati nei pressi del punto in cui si è verificato l'incidente, vista l'impossibilità di raggiungere la riva con la barca, hanno trasbordato il personale sanitario a riva mediante un battello pneumatico, raggiungendo così l'infortunato. L'uomo che camminando era caduto procurandosi delle fratture ad un arto inferiore. Una volta stabilizzato, il personale sanitario ha optato per trasportare l'infortunato via terra con un'apposita barella fino al parcheggio del Porto Piccolo, dove nel frattempo era stata fatta giungere un'ambulanza. Il trasporto su terreno non agevole è stato fatto in collaborazione tra i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario per un ricovero a Catinara. Per fortuna alla fine nulla di grave. E adesso ci trasferiamo a Vilanova degli Udrio, intervento nel pomeriggio da parte dei Vigili del Fuoco, una casa disabitata a forte pericolo. Allora, capiamola di più del servizio. Vigili del fuoco al lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Vilanova degli Udrio, in comune di San Giovanni a Natisone, per la segnalazione giunta alla locale polizia a causa del pericolo di crollo di un vecchio casolare agricolo da tempo abbandonato. Il tempo, l'abbandono e il resto hanno messo in crisi la sua staticità. Nella mattinata sono stati vicini a segnalare alla polizia locale del distaccamento di San Giovanni a Natisone il parziale crollo dei calcinacci sulla sede stradale. Si tratta di un tratto privato sterrato utilizzato solo da frontisti. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Giunta sul posto, la pattuglia con gli agenti non è rimasto altro che allertare i vigili del fuoco. Da Udine sono giunte un'autobotte e la pala meccanica trasportata in loco da un mezzo pesante. Dopo le pratiche di rito, sul posto uno dei proprietari dell'immobile, assieme al suo professionista di fiducia, si è dato il via alle operazioni di rimozione della parte pericolante e l'interdizione con le transenne dell'area interessata al crollo. Il tutto si è concluso nella massima sicurezza. Andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia in questa giornata, che ci sono appena giunti i dati per dire che su 5.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 317 nuovi contagi, percentuale del 5,36%. Inoltre sui 3.700 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 186 casi, 5,03%. 10 sono i decessi, ricoveri nelle terapie intensive 58, scendono a 345 negli altri reparti. Complessivamente ammontano a 2.802 decessi. Per quanto riguarda invece i totalmente guariti siamo a 60.825, i clinicamente guariti 1.908, mentre in isolamento abbiamo 8.914 persone. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive 74.852 persone, tra queste ci sono anche 878 da fuori regione. E adesso parliamo del Giro d'Italia e poi concludiamo la nostra pagina informativa, perché quest'oggi a Milano si è svelato, è stato tolto il vernissage, come si dice in gergo tecnico, all'edizione 2021 del Giro d'Italia. Per quanto riguarda le tappe in Friuli Venezia Giulia, sabato 22 ci sarà la Cittadella con arrivo a Monte Zoncolan, si salirà da Sutrio, dunque tratto più facile per modo di dire, c'è sempre comunque da pedalare, che comincerà sicuramente a delineare i futuri favoriti per quanto riguarda la maglia rosa. Il giorno seguente, invece, domenica 23 maggio, si parte da Grado, si arriva a Gorizia e ci sarà il circuito, ci saranno 3 giri nel circuito ricavato nel Preval, con parte in Italia, si passerà tra Cormons e Capriva e poi chiaramente nella zona del Coglio Goriziano, per poi scendere, come detto, con arrivo a Gorizia. Il giorno seguente invece si partirà, sarà il tappone dolomitico da Sacile a Cortina d'Ampezzo, con i 3 gran premi della montagna, Fedaia, Pordoi
e Giau, dove praticamente si deciderà una fetta di Giro d'Italia. Vediamo se abbiamo anche il calcio, tanto per concludere questa pagina informativa. Nel frattempo non ci sono altre notizie dell'ultima ora, giusto per darvi tempo per puntare un attimo i risultati odierni, visto che si è giocato in Serie D. Allora andiamo a vedere i risultati odierni. 22esima giornata del campionato di Serie D per il girone C: Belluno Arzignano 0-1, Caldiero Ardiese 0-1, Luparense Cartigliano 1-0, Manzanese Virtus Bolzano 2-0, a Mestre Chions Mestre 4-2, Montebelluna Campodarsego 1-3, Trento Este 2-0, Delta Portotolle contro lo Union è finito a 0-0, Feltre Ambrosiana 1-2, Sedico Ciarlins Muzzane 3-0, insomma 2 vittorie importanti e una sconfitta alla fine. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa della notte, che chiude di fatto l'edizione odierna delle nostre finestre informative, e vediamo appuntamento nella tarda mattinata con Linea Mattina. Grazie come sempre per l'ascolto. 23:12, buonanotte a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.